Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, nuova puntata della domenica di 131, buona domenica davvero a tutti, agli spettatori di Teleregione Live in primis che ci seguono sempre in tanti e quindi insomma mi sembra giusto iniziare questa nuova puntata di questa domenica dello sport sardo, iniziando proprio da questo. È stata una domenica particolare, possiamo dire così, per lo sport sardo. Intanto sul fronte calcistico, ieri una bella vittoria del Cagliari per 2-1 sul Brescia, una vittoria importante soprattutto per i rossoblù di Liverani per riprendere la corsa in classifica. Oggi in Serie C invece emozioni insomma agrodolci per le due sarde. La Torres ha trovato una bella vittoria, una vittoria importante contro il Siena in casa al Vanissana, la prima vittoria interna della stagione per 2-0. Di tutt'altro umore invece l'Olbia che perde 2-1 contro la Virtus Entella dopo una partita che avrebbe potuto anche vincere, insomma un rigore sbagliato da Roberto Bianco sull'1-1 dopo che l'Olbia aveva trovato anche il pareggio con Gabriele Bellodi. Invece è arrivato poi alla fine il 2-1 decisivo della Virtus Entella che ha dato l'ennesima sconfitta alla squadra di un deluso Roberto Occhiuzzi. In Serie D invece sorride soltanto l'Ilva Maddalena, sorpresa davvero di questo girone G, una bella vittoria per 1-0, ancora una volta gol di Ansini contro l'Aprilia in trasferta, un pareggio appunto importante e rocambolesco per restare in gallura per l'Arzachena di Marco Nappi, che proprio all'ultimo secondo con il cuore di Capitan Buonacquisti tornato a disposizione di Marco Nappi oggi ha pareggiato per 2-2 contro il Tivoli. Una sconfitta amara per la Costa Orientale Sarda per 2-1 in quel di Angri e poi una sconfitta che veramente ha dell'incredibile per l'Atletico Uri di Massimiliano Pava, che forse ha giocato la miglior partita di quest'anno, ma forse addirittura di tutta la sua carriera in Serie D, ma che ha perso incredibilmente per 2-3 in casa contro il Cassino, che ha giocato per più di un'ora in 10 uomini. Ma andiamo con ordine, grazie al nostro Marcello Mura in regia, iniziando dalle grafiche della Serie C, quindi dai risultati del turno di terza serie. Iniziamo ovviamente dalle prime due gare, quelle delle sarde. Dicevamo prima la vittoria della Torres di Alfonso Greco contro il Siena in casa, grazie ai gol di Liviero e all'ennesima rete di Francesco Ruocco. Sconfitta per 2-1 dell'Olbia contro la Virtus Entella, 2-1 lo stesso risultato anche Ancona e Fermana nel derby marchigiano, 1-0 vittoria della Carrarese contro il Pontedera, 4-0 vittoria molto rotonda nell'altro derby romagnolo tra Cesena e Imolese, 1-0 continua la corsa in testa del Fiorenzuola contro il Montevarchi, 1-2 vittoria importante esterna, anche qua una gara di testa tra Gubbio e Reggiana, 0-0 tra le Canatese e Lucchese, 5-0 rotondissimo del Rimini nell'altro derby. Insomma, una partita davvero, davvero sentita da quelle parti contro la Vispesaro. Chiude la vittoria dell'Alessandria per 0-1 in casa del San Donato Tavarnelle. Per questa che è la classifica del girone B di Serie C, comanda il duo, la coppia formata da Fiorenzuola e Reggiana a quota 18, 16 punti per un sorprendente Rimini, 15 per Siena e Carrarese, 14 per Gubbio ed Entella, 12 punti per il trio formato da Cesena, Lucchese e Vispesaro, 11 punti Ancona e poi doppia cifra anche per la Torres che con i 3 punti di oggi appunto arriva a quota 10, 8 punti per Montevarchi e Imolese, 7 per Fermana e Pontedera, 6 in basso, zona play-out, piena zona play-out
Olbia e Alessandria, 5 punti per Sandona Tavernelle, chiude a 4 punti la Recanatese. Inizierei dall'analisi della sconfitta dell'Olbia, questo 2-1 contro la Virtus Entella, con il nostro Matteo Cardia che ha seguito la sfida dei bianchi di Occhiuzzi in quel di Chiavari. Ciao Matteo, bentornato in diretta. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, andiamo a vedere subito gli highlights, direi, prima di andare a parlare definitivamente, diciamo così, della gara dell'Olbia. Sicuramente una partita con un grande rammarico per i bianchi di Occhiuzzi, però andiamo a vedere la gara in 90 secondi, tutte le emozioni di Virtus Entella Olbia 2-1. Principali emozioni della sfida di Chiavari, questo 2-1, diciamo prima, con grande rammarico per l'Olbia. Sgombriamo subito il campo da eventuali dubbi. Di fatto, insomma, a livello di occasioni da rete, l'Entella ha meritato il successo, ci mancherebbe. Però c'è quel rigore sbagliato da Biancu sull'1-1, quando oramai la gara poteva aver preso già un'altra piega, no? Anche a livello emozionale, e invece insomma poi è andato poi tutto a rotoli, perché l'Entella ha avuto coraggio, e poi abbiamo visto prima, no? Anche andare vicino al gol prima di trovare il definitivo 2-1 di Mercai. Sì, assolutamente. Un'Olbia che appunto nel secondo tempo ha fatto nettamente meglio rispetto all'Entella, almeno nel primo d'ora, decisiva, soprattutto lo spostamento di Biancu sulla tre quarti che ha preso un po' l'Olbia, che ha trovato poi il pareggio su una palla inattiva con Bellodi, dopo essere appunto andata dopo che l'Entella, scusate, era andata in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di Zano, però appunto che nel secondo tempo ha cambiato volto, ha trovato appunto il pareggio, e in 3 minuti ha avuto l'opportunità di ribaltare la gara con il rigore di Biancu, che però sul momento di calciare è scivolato e quindi ha alzato la traiettoria del proprio tiro dai 11 metri. Poi un'Olbia che è tornata insomma a soffrire, un'Entella che ha ripreso coraggio dopo il colpo del pareggio, e che all'ultimo, insomma negli ultimi 10 minuti, tra il 79esimo e proprio l'80esimo minuto, ha trovato il gol del vantaggio con Mercai, un gol in cui si vede proprio, si è visto anche dalle immagini, in cui l'attaccante dell'Entella ha avuto molta più forza fisica rispetto a Emerson, apparso negli ultimi minuti un po' in affanno, e l'Entella che così ha trovato i 3 punti, ma soprattutto Olbia si è fermata per la seconda volta consecutiva dopo la sconfitta con il Fiorenzuola in casa, e ora avrà il dovere insomma di riprovarci con l'Ancona già mercoledì. Però sicuramente un brutto colpo per un'Olbia che aveva fatto la compattezza nel primo tempo, proprio l'arma in più per cercare di arginare i liguri. Hai detto bene caro Matteo. Nel frattempo stiamo ancora vedendo le immagini, un'Olbia che, ricordiamo, oggi tante assenze, penso soprattutto
al duo Brignani-Ragazzo, insomma di fatto due titolarissimi, due giocatori assolutamente decisivi per le sorti di questa squadra, della squadra di Roberto Chiuzzi, che pure era riuscito a rimettere in piedi una partita difficile contro un avversario complicato. Lo aveva visto l'Olbia stessa l'anno scorso nel secondo turno di playoff, che fu poi fatale, di fatto fu l'ultima gara dell'Olbia Targata Canzi lo scorso anno, quell'1-1 firmato dal gol di Mancini. Ne parlavamo settimana scorsa anche con Marcello Scano, che vi preannuncio arriverà a breve per parlarci anche della Torres, però effettivamente insomma la Torres stessa all'esordio in campionato aveva perso per 1-0 contro l'Entella, che si è dimostrata una squadra quadrata, una squadra compatta, magari non super spettacolare, però al di là di questo ha trovato due gol, uno più bello dell'altro. Penso soprattutto al vantaggio di Zamparo, l'ex Reggiana, scusate, non Regina, ma Reggiana, che ha dimostrato, anche perché effettivamente l'Entella ha voluto investire così tanto su di lui in questa estate. Matte, andrei a sentire, venuto il lapsus con Roberto Occhiuzzi, appunto andiamo a sentire, magari grazie a Marcello Mura, le parole di mister Occhiuzzi nella sala stampa dello stadio della Virtus Entella al termine di questo 2-1. Che cercavo, che 20 minuti di partita della partita scorsa non c'è stato, insomma oggi l'hanno messo in campo, hanno messo tanto coraggio, essendo pure giovani contro una squadra forte che dovrà puntare a vincere il campionato, nel giocare, cercare di mettere in difficoltà, e quindi sì, c'è il rammarico per quello, però bisogna già pensare a mercoledì all'Ancona, uno scontro insomma per noi davvero vitale, quindi dobbiamo prepararci al meglio, insomma. Ecco, le chiedevo un po' di questa posizione di Minala, che ha fatto una sorta di play giocando sulla fascia destra. Questo può essere un giocatore importante per voi. Non so che tipo di autonomia fisica abbia fino a questo momento, ma sembra un giocatore che può darvi molto. Sì, sicuramente oggi ha fatto una buona gara fin quanto ha retto, pure perché veniva da una settimana fa, aveva un piccolo acciacco, non ha fatto il ritiro, quindi giustamente quando ti fermi poi era entrato bene, stava entrando in condizione, si è dovuto fermare una settimana e mezzo, quindi per oggi ha fatto la prestazione fin quando ce l'ha fatta. Sì, in alcune situazioni gli chiedo di abbassarsi, in alcune situazioni gli chiedo di alzarsi per lavorare un po' sulle seconde palle, quindi lui lo sa fare, quindi sono cose che poi è normale, più si gioca più andranno oliate, insomma. Io non credo che lei abbia ancora rivisto il gol, però da sopra la sensazione è stata che forse avete preso 2 gol evitabili. Sì, su situazioni leggibili. No, situazioni allenate e riallenate, quello è un po' il dispiacere, perché quando in settimana lavoriamo alcune cose, chi lavora, lo staff lavora dietro, io lavoro dietro su queste cose e gli diamo degli input, devono capire e leggerle le situazioni perché sono allenate, e quello un po' mi dà fastidio, però se non sbagli, quando magari hanno sbagliato loro non abbiamo punito l'Entella, loro l'hanno fatto, insomma. Direi che soprattutto sul primo, perché comunque gli avete dato molto spazio, poca pressione. Sì, ma anche la seconda situazione è una situazione, sapevamo che loro attaccavano le spalle dei due centrali e quindi dovevamo comportarci un po' diversamente, però insomma bisogna dare comunque risalto alla prestazione della squadra. Da dare il risalto alla prestazione della squadra, caro Matteo, ha detto Chiuzzi, abbiamo imparato a conoscere un po' Chiuzzi in questi primi mesi olbiesi. Io credo che gli dia fastidio soprattutto il secondo gol, perché insomma abbiamo visto Mercai mettere in difficoltà Emerson, sfruttare forse anche uno dei limiti che di fatto insomma un difensore di 42 anni ovviamente può avere, ovvero quello della progressione, quello della corsa. E in quel momento probabilmente la lettura sbagliata non è tanto di Emerson, che si trova a dover chiudere sull'attaccante avversario, quanto dell'intero reparto difensivo, che non deve lasciare Emerson da solo contro un attaccante lanciato a rete. Però Matte, prima di chiudere sul discorso Olbia, ti chiederei di 2 singoli. Uno, ovviamente Minala, si parlava anche di lui con Occhiuzzi, era tornato in campo nell'ultima sfida contro il Fiorenzuola nel secondo tempo, anche se non aveva particolarmente convinto. Ti chiedo qual è stata la sua prestazione oggi. Allora, insomma, Minala secondo me ha avuto
prestazione un po' di alti e bassi, nel senso che, come si diceva anche nell'intervista, sicuramente più palloni sono passati dai suoi piedi, ha fatto bene inizialmente in copertura, meno preciso nel dare una mano alla rosa nell'impostazione. C'è da dire anche che l'Olbia, soprattutto nel primo tempo, non ha trovato tante vie per far bene, anche per mettere un altro singolo come Boganini in condizione di agire al meglio per l'attacco olbiese. Però ecco, Milan ha avuto davvero una partita di alti e bassi. Nel momento in cui ha provato ad alzare i suoi ritmi, ha recuperato un pallone da cui è nato il rigore poi sbagliato da Bianco, perché è stato appunto Minala a recuperare il pallone, a presentarsi davanti a De Lucia, anche se proprio il fatto di non aver trovato il tempo del tiro davanti al portiere prima che lo stesso estremo difensore avversario stendesse il centrocampista dell'Olbia può significare che è un giocatore che ha ancora bisogno di tempo per riprendere la forma. Tra l'altro nell'episodio del rigore si è fatto nuovamente male, sembra una contusione al ginocchio per quanto si è visto in diretta, però ecco, sicuramente l'Olbia ha bisogno del miglior Minala possibile, come ha bisogno anche del miglior Biancu per fare un passo in avanti. Sicuramente oggi si è sentita anche l'assenza di Ragazzu. C'è un problema secondo me a livello più che del centrocampo in sé, dalla tre quarti in su per l'Olbia, soprattutto nell'uomo che deve giostrare dietro le punte, che evitare nel 4-3-1-2 studiato da Occhiuzzi. Va bene Matteo, grazie per averci parlato, averci raccontato insomma quella che è stata la sfida dell'Olbia di Roberto Chiuzzi contro la Virtus Entella. Restiamo in Serie C perché insomma se sul fronte Olbia c'è poco da ridere, visto anche l'ultimo rendimento in campionato, la serie di sconfitte, dall'altra parte insomma della Sardegna di terza serie, ovvero in quel di Sassari, oggi si festeggia la prima vittoria in casa della Torres di Alfonso Greco, questo 2-0 importante contro il Siena, che di fatto era fino a questa giornata insomma in testa alla classifica, o comunque di fatto a ridosso delle prime posizioni. Per noi e per Eleven Sports ovviamente c'era Marcello Scano con noi in diretta. Ciao Marcello, bentornato, ben trovato. Ciao e buonasera a tutti, eccoci. Prima domanda, ti è rimasta poi la voce dopo il gol di Liviero? Sì, in effetti ho anche già riascoltato gli highlights, insomma, come dire, ho urlato parecchio, ma in generale anche perché è stata una prestazione molto solida da parte della squadra di Greco, come stavi anche ben accennando tu. Una prestazione che proprio tatticamente, secondo me, Greco l'ha imbrigliata molto a Pagliuca. Ci sono dei demeriti del Siena, certamente. Una squadra di così alta classifica non può avere così poche idee, ma secondo me ne ha avute veramente poche, perché tatticamente la Torres è stata ineccepibile. Ha aspettato quando doveva aspettare, reattiva sulle seconde palle. Questa volta una cosa che abbiamo spesso sottolineato in trasmissione, anche magari il martedì, il fatto che comunque la Torres in casa soffrisse un po' di emotività. Ecco, invece questa volta no, è stata sempre molto concentrata, anzi sono stati i calciatori del Siena a essere più ammoniti rispetto a quelli della Torres. Insomma, è stata una prestazione sotto tantissimi punti di vista molto, molto quadrata, e aggiungo subito e sottolineo che un cambio tattico c'è stato, perché questa volta nei 4 di centrocampo gli esterni non erano a piede invertito, ma Liviero era a sinistra e Masala a destra. Stai a vedere che alla fine ha trovato un'altra chiave Greco, perché Liviero ha fatto una partita, a prescindere dal gol, a prescindere dall'assist, veramente incredibile. Era molto in fiducia e si vedeva subito dalle prime giocate del primo tempo. D'altronde lo si diceva insomma che Liviero fosse uno dei migliori acquisti di questa Torres, ma abbiamo parlato di questo, caro Marcello, di Liviero. Andiamo a vederci questa Torres Siena 2-0, la partita in 90 secondi.
Ecco Marcello, abbiamo visto questo 2-0 netto della Torre sul Siena, lo dicevi tu stesso, di fatto, insomma, questi sono gli highlights che riassumiamo, diciamo, dal contenuto di 3 minuti che ci manda la Lega, però di fatto non abbiamo tolto praticamente niente, cioè il Siena questo ha prodotto, è quello che avete visto in questo minuto e mezzo. Ed effettivamente, insomma, fa un po' specie, soprattutto vista l'importanza della classifica dei bianconeri, visto anche quello che aveva mostrato poi il Siena a Olbia, che tu hai, a partire dall'altra partita che tu hai commentato, partita che hai visto. Però prima di chiederti ancora qualcosa, ovviamente, su questa Torres, andiamo a sentire quello che è stato il commento invece del nostro Roberto Pinna, inviato al Vannissan, quindi il commento a caldo di fatto al termine della partita dalla sala stampa appunto del Vannissan. Ben ritrovato Francesco e ben ritrovati ovviamente a tutti i nostri telespettatori della domenica di 131 dalla sala stampa del Vannissan, dove la Torres questo pomeriggio ha battuto in maniera netta per 2-0 il Siena, un Siena che si era presentato appunto a Sassari da capolista del girone B della Serie C, torna invece in Toscana con le Ossarotte, un 2-0 netto nel risultato, netto anche nel gioco, netto nella prestazione che si è vista sul campo di Sassari dell'Acquedotto, una Torres che ha di fatto aperto la gara dopo un primo tempo molto molto chiuso e compatto da entrambe le parti, dove si è cercato soprattutto prima di non prenderle invece che creare, ha aperto la sfida al 44esimo della prima frazione con una punizione magistrale di Matteo Oliviero, davvero una di quelle punizioni da vedere e rivedere, con la palla che dai 35 metri è andata dritta, diretta, potente nel 7, ha tolto la classica ragnatela come si diceva un tempo dal 7, è stata imparabile per l'anni, il portiere capitano anche del Siena. Nella ripresa la Torres, invece che gestire e difendersi, ha continuato ad attaccare e subito su calcio d'angolo battuto dal solito Oliviero, la sua una prestazione davvero super, quella di oggi al Vannissan, ha staccato di testa il solito Francesco Ruocco, quarto gol stagionale per il giovanissimo attaccante della Torres, è arrivato già a quota 4 gol nonostante l'esperienza di Serie C non fosse diciamo dalla sua, e invece ha staccato di testa davanti ai giganti Crescenzi e Silvestri, due centrali del Siena che, pensate, fino ad oggi avevano subito un solo gol in tutti i precedenti turni del campionato. Il Siena era imbattuto, si è ripresentato a Sassari da unica squadra imbattuta del girone, e invece poi alla fine Ruocco è riuscito a staccare in mezzo ai due centrali, a battere Lanni e a fare 2-0. La Torres avrebbe anche potuto dilagare a un certo punto, perché c'è stata una bella punizione di Gianola finita alta di poco, poi su cross di Risai ancora Ruocco e ancora di testa, conferma che non finisce mai di stupirci Francesco Ruocco, perché al di là delle qualità palla al piede, bravo anche nei colpi di testa. Ha provato a battere per la seconda volta Lanni, stavolta Lanni con un riflesso felino è volato ad evitare il 3-0 al Siena e a tenere i suoi, diciamo, in gara quasi fino alla fine, ma il Siena alla fine non ha avuto una reazione tale da impensierire una Torres ancora una volta molto solida, guidata in difesa dal duo Dametto e Antonelli, che hanno giocato benissimo ancora una volta, hanno permesso di portare il sesto risultato utile consecutivo per il rossoblu e anche di allungare la striscia di partite inviolate, visto che la Torres arrivava dallo 0-0 di Lucca del Portelisa contro la Lucchese. Ora per la Torres si apre la settimana della gestione e della continuità, lo ha detto anche mister Alfonso Greco, che poi andremo ad ascoltare. Di fatto la gara di oggi ha confermato che la Torres è una squadra in salute, che sta bene, che ha fiducia, che può fare molto bene in questo girone B della Serie C, ma al tempo stesso la partita di oggi ha tolto dalle possibili rotazioni ad Alfonso Greco due giocatori importanti, perché sono infortunati sia Diakité che Ferrante. Il punta centrale della Torres è il terzino destro adattato, di fatto un centrale adattato a terzino, che però sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione per i rossoblù. Entrambi sono usciti per dei fastidi, su Ferrante si teme di nuovo un dolorino a quel ginocchio che già lo aveva limitato nel precampionato, per Diakité invece dei problemi muscolari che un pochino si sta trascinando in questo inizio di stagione, dove ha riposato molto poco, considerando anche che Luppi non è al meglio, oggi non è neanche convocato. Per la Torres un pochino
di emergenza c'è nelle scelte. Si giocherà nell'infrasettimanale ad Alessandria, anche quello uno scontro diretto salvezza. Greco ha detto quella sarà la nostra prova di maturità, andare ad Alessandria e fare il risultato. E poi domenica prossima, sempre qua al Vanisanna, c'è il derby contro l'Olbia. Sicuramente una settimana che ci dirà tanto di questa Torres, se questa Torres può continuare questa avventura importante nella Serie C con questo tipo di prestazioni. Ricordiamo, i rossoblu al momento in classifica sono praticamente a metà classifica, al 10° posto, con 2 punti di distacco dalla zona playoff e invece 3 punti di vantaggio sulla zona playout, con una classifica che ovviamente ancora subirà queste ore delle variazioni, però una Torres che c'è, vuole esserci, forse si sta scoprendo piano piano, è riuscita a cambiare pelle dal 4-3 al 4-4-2, però sta trovando solidità e ora arriverà la vera prova del nome, ovvero trovare ancora maggiore continuità. Detto però che oggi è la serata delle emozioni forti, perché è arrivata la prima vittoria in casa al Vanisanna per i rossoblù e si è festeggiato, c'è uno spirito diverso. Per la prima volta si è visto anche un pochino più di pubblico, vicino alle 3.000 spettatori paganti, quindi di fatto la Torre sta provando ad accendersi, a caricarsi in base a quello che sta dicendo il campo, e ora arriverà la vera gestione per Alfonso Greco, capire quali alternative ci potranno essere. Tra le note positive in questo senso anche i recuperi di Lombardo e Lisai, che sono entrati nel finale. Grazie Francesco, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e continueranno a farlo. Come sempre ci rivedremo presto e come sempre collegato da qualche campo. Ecco, abbiamo sentito, caro Marcello, insomma, l'analisi molto esaustiva del nostro Roberto Pinna. Effettivamente, insomma, questa vittoria di oggi contro il Siena, sia perché è la prima in casa, sia perché arriva contro una squadra che ambisce di fatto alle zone alte della classifica, però effettivamente dà molta convinzione, dà molta carica, un ambiente che stava aspettando con ansia questi primi 3 punti interni. E come tu sempre dicevi, no? Perché insomma questo è anche un tuo mantra da un certo punto di vista, il Vanisanna doveva diventare effettivamente il fattore aggiunto, il valore in più per questa Torres. Insomma, oggi la vittoria è arrivata, tra l'altro abbiamo visto che gol che ha fatto la Torres, insomma, tra quello di Liviero e anche quello di Ruocco, insomma, davvero che oramai non è neanche più ormai una sorpresa. Però insomma ci si avvicina a una settimana importante tra Alessandria e soprattutto domenica, questo secondo derby di stagione dopo quello di Coppa Italia contro l'Olbia. Direi che i rossoblù stanno approcciando alla grande questa settimana. Ma il fatto è che, facendo anche poi, abbiamo parlato dell'Olbia precedentemente, facendo un paragone, la cosa che balza all'occhio certamente è che la Torres sembra che migliori di partita in partita, magari di pochissimo, però sembra sempre un cammino dove mette dei mattoncini importanti. Il mattone di oggi era fondamentale, anche per una questione proprio ambientale, nonostante il derby di Coppa Italia perso, l'ambiente è rimasto assolutamente centrato. Sta raccogliendo i frutti di un lavoro e anche di un'idea, di un pensiero tattico che ogni tanto subisce delle variazioni, ma delle variazioni pensate, perché ripeto, anche oggi la mossa di non mettere gli esterni a piede invertito ha assolutamente pagato, perché Liviero sembrava, se vogliamo, anche un altro giocatore rispetto alle partite precedenti, ha fatto proprio la differenza in una certa maniera. La squadra gira, era assolutamente in fiducia, era una partita questa, tra le altre cose, come ha sottolineato bene Roberto nell'intervento, il Siena aveva preso un gol alla prima giornata, poi non aveva più mai preso gol. In Serie C succede esattamente questo, che devi pensare anche di utilizzare le palle native in una certa maniera. La Torres l'ha fatto, balisticamente perfetto Liviero, sia nella punizione che ha portato il gol, ma anche poi il corner è stato battuto benissimo, perché comunque quel pallone lo devi mettere lì a disposizione degli attaccanti nell'area piccola. Questa è la Serie C, devi capitalizzare le occasioni con difese molto organizzate, come comunque lo era quella del Siena, e ripeto, mi sembra che la squadra di Greco stia calando perfettamente nella realtà della Serie C, e questo insomma mi sembra veramente palpabile di partita in partita.
Sì, poi quando puoi contare su un giocatore come Francesco Ruocco che segna pure di testa, insomma, Stava effettivamente... facendo doppietta di testa, una Esatto, cosa stava facendo incredibile. doppietta di testa, l'abbiamo visto anche prima negli highlights, insomma, sicuramente tutto diventa più semplice. Marci, andiamo a sentirci le parole di Alfonso Greco, allora in conferenza stampa, raccolte dal nostro Roberto Pinna, insomma, per chiudere anche in questo caso il discorso Torres. Andiamo. Della qualità anche un'arma importante e se è visto poco Siena è tanto merito dei ragazzi. Voglio sottolineare questa prestazione perché è stata una prestazione sotto tutti i punti di vista importante. Avevo chiesto questo perché avevo detto ai ragazzi che se per fare risultato bisognava fare una partita di alto livello, fisica, tattica, tecnica, e oggi i ragazzi veramente hanno fatto una grande partita. Ora non abbassiamo la guardia, non ci culliamo su questo risultato, dobbiamo pensare a mercoledì, dove affronteremo sempre un'altra partita difficile, quindi, però oggi veramente ho visto tanta Torres. In questo modo siamo compatti, è una squadra che gioca, si sentono più sicuri i ragazzi, quindi va bene così. Però ripeto, oggi ho visto tanta Torres. L'unica nota negativa sono insomma l'infortunio a Diakité e anche Ferrante che non è uscito insomma un po' con risentimento muscolare, quindi questa insomma è l'unica nota negativa di questa giornata. Adesso io non so i risultati sinceramente, ma da quello che ho visto fino adesso è un girone dove tutte le partite ci possono essere sorprese, quindi è un girone equilibrato, è un girone dove si possono trovare difficoltà in qualunque campo. Ecco, abbiamo sentito, Marci, le parole di Alfonso Greco, insomma, abbiamo visto tanta Torres, se si è visto poco Siena è merito di questa squadra che, come hai detto giustamente tu in precedenza, si sta calando, si è calata davvero bene in questa nuova realtà. Ti saluto chiedendoti, insomma, secondo te questa Torres effettivamente in cosa può migliorare adesso in vista delle prossime partite, ricordando appunto mercoledì turno infrasettimanale contro l'Alessandria e poi domenica il super derby di campionato al Vannissanna contro l'Olbia. Ma guarda, la ricerca della continuità ovviamente è fondamentale, anche se comunque l'ha già, se vogliamo, un po' dimostrata, perché insomma la Torres viene da tanti risultati utili consecutivi. Io credo che sarà importantissimo, appunto, vista anche la settimana con 2 partite abbastanza ravvicinate, che tutti gli effettivi riescano ad essere incisivi e calarsi anche nel sistema tattico, che comunque per adesso è parecchio vincente. Quindi se da una parte, secondo me, davanti hai comunque subito l'alternativa a Scappini, che ovviamente non può fare troppe partite ravvicinate, però magari poi recuperi Luppi, poi bisogna vedere chiaramente se il problema di Diakité è grave o meno, però soprattutto magari sugli esterni bisognerà vedere se tatticamente un Sanat, se verrà chiamato a giocare per esempio sull'esterno, sarà tatticamente diligente come Masala, ad esempio. E poi se i centrali difensivi, perché la coppia Antonelli-D'Ametto è probabilmente insomma, la chiave di volta della solidità totale da dietro della Torres, se avranno bisogno di tirare il fiato, lì ci sarà necessità che appunto la panchina si faccia trovare pronta. Ecco, questa secondo me poi è la chiave della continuità, che tutti riescano a dare il proprio contributo, che secondo me possono, perché comunque da un punto di vista della qualità la Torres, a mio modo di vedere, la panchina anche lunga, però dovranno tutti quanti sentirsi parte, ecco, di questa ottima cavalcata. Ecco. Grazie Marcello Scano, come sempre, insomma, per la tua analisi. Ti ritroveremo con molto piacere martedì insieme a Roberto Pinna in serie 131, che di fatto sarà poi anche di nuovo una vigilia, no? Se ti ricordi era già successo in precedenza, sarà una puntata particolare perché appunto verosimilmente non ci saranno ospiti delle due società, visto che si parla di vigilia di campionato, però sicuramente ci sarà tempo e modo di tornare sia sulle gare di oggi che soprattutto poi di preparare bene le sfide di domenica, quindi di mercoledì e anche di domenica, perché insomma assolutamente si dovrà già iniziare a parlare anche del Gran Derby. Grazie Marce, è stato un piacere. A martedì sera e grazie al nostro Marcello Mura in regia passiamo dalla Serie C alla Serie D, scendiamo
di un gradino per quanto riguarda il calcio sardo. Dicevamo all'inizio della trasmissione, insomma, una giornata particolare per le sarde, perché di fatto 2 sconfitte dolorose, di fatto quelle di Costa Orientale Sarda e Atletico Uri, perché poi insomma lo vedremo adesso a brevissimo in classifica, pesano tanto comunque sulle sorti di questo inizio di stagione. Una gran bella vittoria, l'ennesima vittoria importante, l'ennesimo risultato importante dell'Ilva Maddalena di Aldo Gardini, che ormai sta diventando sempre più la sorpresa di questo girone G, quantomeno per quanto riguarda le squadre sarde. E poi il 2-2 dell'Arzachena contro il Tivoli al Biagio Pirina, preso con le unghie e con i denti, come si suol dire, grazie all'ennesimo gol di Capitan Danilo Bonacquisti. Ecco tutti i risultati in grafica: il 2-2 tra Arzachena e Tivoli, 2-3 dell'Atletico Uri contro il Cassino, 2-1 dell'Angri contro la Costa Orientale Sarda, 0-1 dell'Ilva Maddalena ad Aprilia. Stesso risultato incredibile, insomma, a mio modo di vedere, della Lupa Frascati, che continua Sorniona a fare punti contro la Casertana in trasferta, 4-2 netto della Palmese sul Nola, 1-1 il pareggio tra Portici e Paganese, 3-0 importante anche questo successo del Sorrento contro il Pomezia, e Visartena 2-1 sul Monterotondo, per una classifica che va a raccontarci, insomma, situazioni interessanti. Intanto che il Sorrento quota 16 punti ha già messo un margine interessante tra sé e la Palmese, e l'Ilva Maddalena al secondo posto a 12 punti, 4 punti di distanza dalla capolista Sorrento, 11 punti per questo poker formato da Pomezia, Arzachena, Cassino e Casertana, 10 punti per Monterotondo, Paganese e Lupa Frascati, 9 punti per Tivoli e Nola, 8 per il Portici, 7 per l'Angri, 6 per l'Atletico Uri e per la Visartena, 5 per l'Aprilia e 4, ultimo posto in classifica, per la Costa Orientale Sarda. Iniziamo, direi, come sempre, dall'Arzachena di Marco Nappi, un 2-2, dicevamo, strappato con le unghie e con i denti, perché insomma lo sentiremo adesso anche dalle parole dello stesso Nappi, una gara forse non da Arzachena, non condotta, non giocata dai biancoverdi, secondo quelle che sono anche i dettami tattici del tecnico romano, però alla fine conta il pareggio, conta non aver perso troppi punti rispetto a chi precede Bonacquisti e compagni in classifica. Un 2-2 che poi, appunto, arrivando al 95esimo, dà sicuramente anche morale, soprattutto per come è arrivato, appunto, dopo una gara di fatto a inseguire. Sicuramente, insomma, in casa Arzachena ci saranno delle cose da rivedere in vista del prossimo turno, ma andrei a sentire proprio l'analisi di mister Marco Nappi al termine del 2-2 della sua Arzachena contro il Tivoli. Sì, il primo tempo regalato da noi, non giocato assolutamente da noi, palle lunghe, e noi non siamo, come ho sempre detto, una squadra che può giocare così. Poi nel secondo tempo abbiamo cominciato a fare gioco, avere occasioni da gol, poi abbiamo subito questo gol sul calcio d'angolo a 1 metro dalla riga della porta. Però abbiamo avuto una bella reazione facendo un gran bel gol con Massimiliano Manca. Abbiamo continuato a giocare, abbiamo ripreso un altro gol sul calcio di punizione, e poi stasera lo voglio vedere, perché i miei ragazzi mi hanno detto che era mezzo metro il pallone fuori, rimesso dentro, e ci hanno fatto gol sulla riga di porta. Però a prescindere da questo, e poi abbiamo avuto la grandissima reazione di continuare, e abbiamo raggiunto il pareggio con Danilo. Abbiamo avuto altre 3 o 4 occasioni su calci piazzati, però per un soffio non sono andati dentro. Però devo dire che la mia squadra ha lottato, e questa è la cosa principale. Non ci siamo mai disuniti quando eravamo sotto di un gol, e abbiamo sempre reagito. Abbiamo raggiunto questo pareggio che ci porta a muovere la classifica. Siamo lì, e da domenica prossima già pensiamo all'Artena, perché dobbiamo riprenderci i punti che abbiamo perso oggi. Muovere la classifica, diceva Marco Nappi, importante questo pareggio, appunto, in casa contro il Tivoli per quel motivo, perché permette, appunto, alla Arzachena di restare attaccata ancora alle posizioni di testa, andando invece in coda
questa brutta sconfitta, la quinta sconfitta stagionale per la costa orientale sarda di Francesco Loi, che ancora non riesce a ingranare, nonostante anche l'ultimo acquisto importante, ovvero l'arrivo di Simone Pinna, ex Cagliari Olbia, nei giorni scorsi, insomma, per puntellare la difesa giallo-blu. Però per noi ha raccontato la sfida Emanuele Sorrentino. Abbiamo anche il suo contributo, che così come Roberto Pina ci ha raccontato la sfida tra Torres e Siena, anche lui ci racconta quello che è stata la sfida tra Angri e Costa Orientale Sarda. In esterna dell'Angri contro il Cassino, la squadra grigiorossa di Mister Sanchez torna nuovamente al successo, il secondo di questo campionato, superando tra le mura amiche e la Sarabus Ogliastra con il risultato di 2-1. I campani subito in vantaggio con Manzo in apertura, pronti a raddoppiare nella ripresa con De Rosa. Hanno disputato sicuramente una prestazione convincente, un buon match che permette soprattutto di fare punti e di muovere una classifica che cominciava quindi ad essere un po' preoccupante. Per gli ospiti una nuova battuta d'arresto, la quinta di questo torneo, che rende ancora più complicata la situazione della squadra sarda, sempre più nei bassi fondi della classifica. I cambi della ripresa da parte di Mister Loi, che poi tra l'altro è stato anche espulso nel corso del match, hanno dato nuova verve ai calciatori azzurri, però non hanno consentito di agguantare un pareggio che soprattutto dopo i tentativi finali di agguantare almeno il 2-2. La Sarabus Ogliastra quindi torna a casa con la quinta sconfitta stagionale e si prepara già alla prossima sfida in casa contro l'Aprilia, l'ennesima sfida salvezza, per provare a fare punti e per migliorare la posizione di classifica. Ecco, lo diceva Emanuele Sorrentino, insomma, fondamentale la prossima sfida interna contro l'Aprilia, un altro avversario ostico che oggi è caduto sotto i colpi dell'Ilva Maddalena. Insomma, è simpatico anche il commento del nostro Gianluca Brundo che dice cos, la reazione nel vedere l'ex Muravera ultimo, ed effettivamente, insomma, fa sorridere questa battuta. Andiamo a sentire, non ha parlato Mister Loi espulso nel finale del match, ma ha parlato Capitan Davide Moi, che appunto quando le cose non vanno sempre bene ci mette sempre la faccia. Quindi andiamo a sentire anche il racconto, insomma il commento di Capitan Davide Moi in sala stampa al termine del 2-1 contro l'Angri. Una situazione di classifica deficitaria, per quanto riusciamo anche a fare prestazioni discrete, non stiamo riuscendo a raccogliere quello che ci permette per risalire la classifica. Dunque, l'unica ricetta è imboccarsi le maniche e cercare di guardare avanti con positività. Domenica prossima con l'Aprilia un'altra sfida salvezza assolutamente da non sbagliare. Esattamente, sfida salvezza, di questo si tratta e la prepareremo nella giusta maniera, cercando di dargli filo dal troce all'avversario, venendo in casa nostra per dare qualcosa in più. È una piccola battuta sull'arbitraggio, sull'elevato nervosismo in campo, un po' di qualche scaramuccia di troppo tra i calciatori in campo, che forse ha giocato in maniera negativa sulla prestazione della squadra, forse troppo coinvolti. Non do nessuna giustificazione per quanto riguarda la prestazione dei ragazzi, per quanto riguarda l'arbitraggio è sotto gli occhi di tutti. Una persona così maleducata con cui non si poteva neanche parlare o rivolgere, ha alzato un muro dal primo momento e niente, ha dimostrato qual è il suo valore. Noi siamo da bassa classifica, sicuramente lui non è qualche gradino sopra di noi. Delicate quelle di Davide Moi al termine della gara, insomma, nei confronti del fischietto appunto di Angri, Costa Orientale Sarda. Continuiamo l'analisi della Serie D andando alla Maddalena, anzi in realtà dobbiamo andare ad Aprilia, però di fatto si parla di Ilva Maddalena perché ancora una volta questo successo importante dell'Ilva di Aldo Gardini, soltanto una sconfitta in casa contro la capolista Sorrento, tra l'altro per 0-1 e nell'ultimo turno interno, 12° punto con i 3 punti di oggi. Davvero quest'Ilva che sta continuando a sorprendere. Nuovo gol di Daniele Lanzini, capitano
di quest'Ilva Maddalena, che aveva già fatto male al Portici. Torna evidentemente il giocatore da gol in trasferta, il numero 10 dell'Ilva Maddalena, con tra l'altro la parata di Meiri sul calcio di rigore decisivo al 90esimo. Davvero, insomma, una grande prestazione quella dei maddalenini di Aldo Gardini, che meritatamente continuano a rimanere in alto in classifica. Aldo Gardini, che abbiamo sentito anche lui al termine della gara di Aprilia, quindi andiamo a sentire il commento del tecnico dell'Ilva Maddalena. Secondo me è un'ottima prestazione dei ragazzi, abbiamo praticato tutto quello che avevamo preparato in settimana, come sappiamo tutti, squadra che non molla mai. Oggi ci abbiamo creduto fin dall'inizio e penso che il risultato sia meritato. Bene mister, solitamente quando si vince in trasferta non si fanno nomi di chi è stato, diciamo, il migliore in campo, però oggi una nota di merito per il portiere, dai. Sì, ha parlato di rigore, ma come sappiamo tutti il portiere ha fatto il suo dovere, come l'hanno fatto tutti quanti i compagni, anche quelli che sono stati in panchina. Io dico sempre, ho una rosa di 25 giocatori e tutti sullo stesso livello, poi chi gioca più, chi gioca meno, quello in base alle situazioni delle partite, a chi sta meglio, il fatto dei fuori quota, però io assolutamente la stima di tutta la rosa che alleno dal 25 luglio. Eh sì, insomma, quindi ennesimi complimenti da parte di Aldo Gardini ai suoi ragazzi. Chiudiamo il discorso Serie D, perché insomma siamo nell'ultimo quarto di trasmissione, andando a vedere insomma cosa è successo tra Atletico Uri e Cassino. L'abbiamo definita una sconfitta davvero incredibile per l'Atletico Uri di Massimiliano Pava, perché effettivamente insomma è stata una partita che i giallorossi hanno condotto di fatto dall'inizio alla fine. Hanno fatto quasi tutto loro, hanno segnato 3 gol, o meglio 2 gol annullati, sbagliato un rigore e concesso soprattutto 3 regali di fatto al Cassino, che è passato in vantaggio su questa azione da calcio d'angolo sulla destra, colpo di testa di Gallo deviato in porta da Ingretolli, traversa che poi Tribelli ha ribadito in rete. A quel punto l'Atletico Uri ha provato a reagire con un Ravot davvero incontenibile dal suo destro pennellato. Ecco l'incornata di Angelo Brizzi, difensore di Sassari, cresciuto nella Lanteria, al primo gol in Serie D. L'Atletico Uri non si è fermato, tra l'altro in questa azione attenzione al numero 3 che ha appena steso De Marcus. Loru prova a superare Lovecchio, ma non ci riesce. Poi ancora il destro di Ravot ribattuto dalla difesa di casa, di difesa ospite. Questo è, diciamo, Donnarumma, il numero 3 del Cassino, doppio giallo in 2 minuti e Cassino in rosso per più di un'ora. A quel punto insomma ci si aspettava che effettivamente l'Atletico Uri potesse trovare il gol del KO, e invece ha subito l'ennesima beffa. Questo 2-1 firmato da Ingretolli su grande azione di Rauci sulla destra. Questo è il primo dei 2 gol annullati all'Atletico Uri per fuorigioco, colpo di testa di Alessio Fadda su calcio di punizione di Ravot, lo stesso Ravot che ha messo poi in mezzo questa bella palla per Carlo Mari, classe 2004, che ha preso il palo praticamente davanti alla porta. Poi ancora un altro gol annullato, deviazione di De Marcus per la girata sotto porta di Aloia, anche lui in fuorigioco, secondo gol annullato ai padroni di casa. Questa l'azione, il cost to cost del difensore centrale Scuderi, messo a terra in area di rigore da Lucchese. Scanu aveva la possibilità di ridare il 2-2 ai suoi, invece si è fatto parare il rigore da Lovecchio. Han continuato ancora l'Atletico Uri a spingere, lo vediamo ancora anche in questa azione. De Marcus che mette in mezzo per Scuderi, colpo di testa che finisce di poco a lato. Poi il meritato 2-2, ennesima scorribanda di un veramente irrefrenabile Simone Ravot sulla destra, anzi no, questo non è il gol, chiedo scusa, questa è un'altra azione, il sinistro di Alessandro Masia, che ha provato in 2 occasioni, questa è quella di prima, a
bucare la retroguardia ospite. Questa è l'ennesima scorribanda, diciamo, di Simone Ravot per la deviazione sotto porta di Antonio De Marcus, uno dei migliori in campo nell'Atletico Uri. A questo punto tutti davvero pensavano che gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 10 minuti potessero essere il terreno di caccia ideale per il terzo gol dell'Atletico Uri, e invece guardate un po' la beffa. Firmata Raucci, classe 2004, numero 2 del Cassino, davvero un ottimo giocatore, ma è arrivato il 2-3 di una squadra in 10 che ha capitalizzato al massimo praticamente le uniche tre azioni da gol che ha avuto nitide in tutta la partita. Finisce 2-3 questa sfida davvero entusiasmante, davvero incredibile per un Atletico Uri. Vi dico, io ero lì ovviamente, quindi insomma adesso andremo a sentire le parole di Mister Pava, però effettivamente ho visto una situazione, uno scoramento quasi da, passatemi il termine, o meglio l'espressione più che termine, quasi da finale di Champions League persa, perché effettivamente insomma c'era una disperazione tale in casa Atletico Uri dopo aver dominato una partita che insomma effettivamente già il pareggio sarebbe stato molto stretto alla squadra di Massimiliano Pava. Addirittura vedere uscire sconfitta la propria squadra davvero ha lasciato il segno in casa Atletico Uri. Tra l'altro adesso andremo a sentire Massimiliano Pava. Di solito Mister Pava è molto molto loquace, insomma al termine della partita si presta molto volentieri alle domande, a rispondere alle domande. Oggi insomma vi renderete conto da soli che davvero l'animo non era quello dei migliori tempi. D'altronde insomma davvero dopo un 2-3 come quello di oggi difficile dargli torto. Andiamo a sentire le parole di Mister Massimiliano Pava. Veramente che fa un risultato che fa male veramente, perché sarebbe stata una beffa anche un pareggio francamente, però per la mole di gioco che si è fatto, per tutto quello che si è creato, per l'intensità, la voglia che si è messa in campo da parte dei ragazzi. Abbiamo preso pali, gol annullati, il rigore sbagliato, tante occasioni, veramente mi trovo qui a commentare una sconfitta che veramente non so, cioè un pareggio sarebbe stata una beffa, figuriamoci parlare di sconfitta. Siamo qui, è tosta perché è difficile poi mantenere fiducia, è difficile comunque ripartire dopo questi risultati, insomma, poi soprattutto una squadra giovane come la nostra, insomma, certo abbiamo commesso anche degli errori, ma è impensabile che non li si commettano, ecco. Ci stanno, però insomma veramente 3 mezzi tiri, 3 gol, una beffa clamorosa veramente. Vabbè, pazienza. Ecco, una beffa clamorosa come l'ha giustamente definita, perché tra l'altro forse la sua squadra ha fatto la miglior partita della stagione per quanto ha prodotto. No, ma c'è stata solo una squadra in campo che ha giocato avendo l'inerzia della partita dal primo minuto fino all'ultimo, insomma un calcio d'angolo, due ripartenze, due volte sono entrati in area e hanno fatto altri 2 gol, cioè una cosa veramente, anzi forse il terzo neanche sono entrati in area, una mezza punta d'alleggerimento ed è entrata in porta. Stiamo parlando veramente di cose di fantascienza, guardi, non trovo veramente neanche parole per definire una partita del genere, è una beffa e basta. Ecco, in vista delle prossime, lavorerete di più per evitare di fare questi regali, perché di questo stiamo parlando, l'ha detto lei, vabbè, però di essere più cattivi. Noi continuiamo, è facile dire non segniamo, subiamo, è facile, noi siamo questi, la squadra è questa, dobbiamo lavorare, sappiamo di dover lavorare sempre, ma i ragazzi lavorano, poi ce la mettiamo tutta, probabilmente dobbiamo migliorare, questo lo sappiamo, poi tireremo le somme, non so, ci confronteremo come sempre, però in questo momento così a caldo è veramente difficile. Ecco, a caldo è veramente difficile, ci ha detto Massimiliano Pava, dover commentare insomma la sconfitta contro il Cassino. Davvero sarà una settimana importante anche in casa Atletico Uri per cercare di ricomporre i coach, soprattutto io credo a livello psicologico, perché effettivamente insomma questa sconfitta dopo questa prestazione potrebbe davvero essere pesante da digerire. Andiamo ancora avanti, lasciamo il calcio con il calcio femminile, Serie B, sconfitta della Torres di Mauro Ardizzani
Brizzone al Basilio Cano di Sennori per 1-2 contro il Genoa. Non basta il gol di Fadini per le rossoblù, che restano ferme a quota 4 punti in campionato. Il nostro Andrea Olmeo ha intervistato proprio l'allenatore delle ragazze rossoblù al termine della sfida. Sì, abbiamo a tratti dominato il gioco, ma secondo me non c'era quella personalità, quella cattiveria che piace a me, che ho sempre visto in questa squadra, e questo mi rammarica molto, mi dispiace. Arrivavano loro prima sulla palla, avevano più voglia, avevano più voglia di vincere e più cattiveria, secondo me. Poi le partite si vincono anche con tanta determinazione e tanta voglia. Sicuramente c'è mancata il gioco c'è, quindi l'aspetto è positivo. Purtroppo non basta oggi in questo campionato, questo è un campionato molto duro, molto difficile. Abbiamo perso contro due squadre che comunque avevano 0 punti, a Trento e oggi in casa col Genova, quindi dobbiamo imparare sicuramente a curare di più il dettaglio e a lottare molto di più su ogni pallone. Questo è quello che io avevo detto tutta settimana, ne abbiamo lavorato, abbiamo detto anche prima della partita, e quindi dobbiamo continuare a lavorare sotto questi aspetti qua. Basket, Casa Dinamo, 2 sconfitte per il club bianco-blu sia sul fronte maschile che sul fronte femminile. Il Veneto, possiamo dire così, non porta bene alla Dinamo, perché i maschietti di Piero Bucchi hanno perso di 8 punti, scusate, contro Treviso, 79-71, una gara ricca di blackout di fatto per i sassaresi di Piero Bucchi, che regalano così il primo successo della stagione ai veneti di Marcelo Nicola, trascinati da un Adrian Banks davvero illegale con 29 punti, tante assenze anche oggi, tanto per cambiare. In casa Dinamo, Bucca ha dovuto proporre addirittura Raspino in quintetto con Krujlin, Robinson, Bengius e Onuaku, per cui insomma davvero un momento da passare in fretta per i bianco-blu, che ricordiamo in settimana hanno dovuto inserire lo sloveno Nikolic al posto dell'infortunato Dawi. Molto bene oggi Nikolic, 16 punti per lui, insomma per uno che era fermo da un po' di tempo, davvero numeri interessanti. Forse un po' meno ficcante del solito Benzius e lo stesso Onuaku, autori rispettivamente di 8 e 5 punti. Invece in casa Dinamo femminile una brutta sconfitta, un meno 24 contro Venezia, contro Reyer, davvero la Reyer Venezia, se non è sicuramente la squadra appunto portafortuna della Dinamo a livello maschile, si conferma dello stesso livello anche per quanto riguarda la femminile, appunto 84-60 contro la squadra guidata dall'ex Dinamo Jessica Shepard. Davvero una partita di fatto sempre condotta dalle venete di coach Andrea Mazzon, da segnalare i 16 punti di Carangelo e Thomas in casa Dinamo, i 17 di Holmes, però insomma si interrompe così la striscia di vittorie consecutive positive della Dinamo Woman di Antonello Restivo. Signori, chiudiamo questa lunga puntata della Domenica di 131. Ringrazio ancora una volta tutti i nostri inviati, tutti i nostri collaboratori, Marcello Muro in regia. Ringrazio tutti i telespettatori di Teleregione Live che come sempre insomma stanno iniziando, imparando a conoscere i nostri volti e a sopportarci anche. Mi verrebbe da dire appuntamento domani sera alle 19 sempre su 131 UTG Directa Sport e Teleregione Live con Cagliari Social Arena. Insomma si torna nei nuovi studi di UTG, quindi insomma ci si trasferisce di fatto a livello tecnico, ma il contenuto resta sempre lo stesso, con Andrea Ferrari, Marzia Diana, Nando Orsi, Andrea Valentini, insomma tanti ospiti per parlare della vittoria del Cagliari contro il Brescia. Invece martedì torna Serie 131, Roberto Pina e Marcello Scano per parlare di Torres e Olbia. Mercoledì si approfondirà il discorso basket, come sempre, con Trick and Roll. Poi giovedì, insomma, ci sarà la Coppa Italia anche del Cagliari. Quindi tante cose da fare nella nuova settimana sportiva, sempre su 131, Teleregione Live, UTG e Directa Sport. Quindi grazie a tutti per averci seguito, buona serata, alla prossima sigla.
La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.